bambino di nemmeno 2 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo avrebbe ingoiato un corpo estraneo mentre con il papà era al parco giochi di Codissago, frazione di Longarone. Dramma in A4 all'altezza di Montebello, Vicentino, auto finisce contro un camion in sosta, muore una donna di 39 anni, si salva la figlia di 8 che era a bordo. Movida violenta a Jesolo, emessi dal questore 7 Daspo Willy a carico di altrettanti giovanissimi dai 15 ai 17 anni residenti nel Padovano che aggredivano e rapinavano dei coetanei. Il finto allarme bomba che ha costretto allo sgombero della stazione di Venezia, individuato e denunciato il presunto autore, si tratta di un 40enne straniero. Furioso incendio ieri sera in una palazzina a Fontane di Villorba, sfollati i residenti di 24 appartamenti, ricoverato un anziano intossicato dal fumo, in ospedale anche 2 vigili del fuoco. Aveva nascosto €1 milione nella fotocopiatrice, poi buttata al macero, e caccia l'identità del pensionato dell'Alto Vicentino, vittima della dimenticanza che gli ha fatto perdere tutti i risparmi. Padova Urbs Picta, cresce il flusso di turisti di questi mesi e le proiezioni future sono interessanti grazie al traino del tesoro d'arte, patrimonio dell'umanità. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano l'avete sentito: tragedia nel Bellunese, un bambino di nemmeno 2 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo avrebbe ingoiato un corpo estraneo mentre si trovava al parco giochi con il papà. Longarone è sotto shock per la morte di un bambino che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo agosto. La tragedia si è consumata ieri dopo pranzo al parco della frazione di Codissago, dove il piccolo stava giocando con i coetanei sotto l'occhio vigile del papà, che d'un tratto si sarebbe accorto che il figlio respirava con difficoltà. Sospettando che il bambino avesse ingerito un corpo estraneo, l'ha caricato in auto per trasportarlo a tutta velocità al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore, dove è arrivato attorno alle 14 in codice rosso. Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche. I sanitari dell'emergenza hanno preso in carico il bambino e avviato le manovre rianimatorie che purtroppo sono risultate vane. Il bambino è espirato alle 16, lasciando in un dolore che non si può raccontare a parole i giovani genitori, poco più che trentenni, e una comunità intera che non si capacita della disgrazia. Di fronte alla morte di un bambino di 2 anni sicuramente non ci sono parole, di estrema vicinanza verso i genitori. È chiaro che è una cosa che ha colpito tutti noi e ci rattrista profondamente. Le indagini sono svolte dai carabinieri. Sul caso la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito. Per l'autopsia è attesa la nomina dell'anatomopatologo, che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. L'ULSS di Belluno con il suo personale si è stretta al dolore della famiglia, a cui ha assicurato ogni forma di sostegno necessario. Dramma in A4, auto finisce contro un camion in sosta, muore una donna di 39 anni, si salva la figlia di 8. Dramma in autostrada, una famiglia spezzata dall'incidente mortale avvenuto in nottata intorno alla mezzanotte in A4, poco prima del casello di Montebello in direzione Milano. Secondo le ricostruzioni, l'auto con a bordo una donna di 39 anni e la figlia di 8 sarebbe finita per cause in corso di accertamento contro un camion fermo all'interno di un'area di sosta. L'auto si sarebbe completamente infilata sotto la parte posteriore del mezzo e per la donna, di origine marocchina e residente in Romania, non c'è stato nulla da fare. Salva miracolosamente invece la bambina di 8 anni. Intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano e Padova con l'autogru, sul posto il personale di Autostrade e la Polstrada per i rilievi. La tragedia lungo la A28, nella quale persero la vita le cugine Sara e Jessica ad un mese dalla sentenza di condanna nei confronti dell'imprenditore bulgaro che le ha travolte. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato per la seconda volta a papà Alain Fragasso. Ieri pomeriggio verso le 16:30 mi ha richiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E niente, una chiamata che sinceramente mi aspettavo, però non così presto.
Un po' se lo aspettava e un po' ci sperava Alain Fragasso. In quel gesto di umanità che lo ha avvolto per la seconda volta in pochi mesi è arrivato dalla massima carica dello Stato. A Mattarella papà Alain aveva rivolto un primo appello per avere giustizia all'indomani della tragedia della 28, dove morirono la figlia Jessica e la nipote Sara Rizzotto, travolte nella loro auto dal SUV guidato dal 61enne Dimitre Traikov. Per quei fatti l'imprenditore bulgaro è stato poi condannato poco più di un mese fa a 7 anni di reclusione dal GUP di Pordenone per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prima volta che ci siamo sentiti mi aveva chiesto personalmente di informarlo alla sentenza e io gli ho mandato un'email, ho chiamato il Quirinale, ho parlato con la sua segretaria che mi ha detto che mi avrebbe fatto chiamare dal Presidente e in effetti così è stato. Mattarella, che racconta Alain, si è impegnato a promuovere nelle sedi istituzionali azioni mirate per la sicurezza stradale. Ha letto la sentenza che anche purtroppo è bassa, però le leggi sono queste e infatti mi ha detto che cercheranno di lavorare, di migliorare le leggi perché sennò... È questo che cercano di fare. Un impegno preciso, quello del Capo dello Stato, in una telefonata arrivata nel momento giusto e dai toni tutt'altro che formali. La prima cosa che mi ha chiesto come stavamo io e mia moglie e i miei parenti. Soprattutto adesso in questo periodo che siamo un po' stanchi mentalmente, un po' giù di morale, è arrivata giusto per tirarmi su un po' almeno e anche la prima volta nello stesso periodo mi è arrivata la telefonata, quindi è un segno del destino, qualcosa di positivo. È stato denunciato in mattinata alla Procura di Venezia per il reato di procurato allarme un soggetto che nel pomeriggio di ieri avrebbe chiamato il 112 per avvisare della presenza di una bomba all'interno della stazione Santa Lucia di Venezia. Il personale della Digos della Questura ha dapprima individuato la cabina telefonica dalla quale era partita la chiamata, osservando come nell'orario della telefonata un uomo di giovane età veniva ripreso dalle telecamere di sorveglianza con la cornetta in mano. Successivamente venivano effettuati servizi di osservazione dai quali veniva notato un uomo apparentemente compatibile con quello ripreso dalle telecamere che si aggirava nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria. Si tratterebbe di uno straniero di poco meno di 40 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. E 7 DASPO Willy sono stati emessi ad altrettanti minorenni padovani per una rapina avvenuta a Jesolo. Emessi 7 DASPO nei confronti di altrettanti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni a seguito delle indagini anticrimine del commissariato di Jesolo. I minorenni, tutti residenti nel Padovano, hanno rapinato nella notte del 21 luglio 4 ragazzi nei pressi di un bar di Largo Augustus a Jesolo. La misura di prevenzione adottata nei confronti dei giovanissimi è il DASPO Willy, tratto dal nome del ragazzo romano ucciso nel 2020 durante il pestaggio a Colleferro. Il provvedimento adottato dal questore prevede il divieto di accesso al litorale e a tutta l'area della movida di Jesolo. Come spiegano dalla questura, il provvedimento è uno strumento maggiormente incisivo per contrastare il fenomeno della movida violenta e delle aggressioni giovanili. In Polesine ora sotto shock perché continuano le indagini per risalire all'identità del cadavere rinvenuto smembrato nella Digetto a Villanova del Ghebbo. È ancora giallo sui resti del cadavere rinvenuti nella Digetto tra la zona di Villanova del Ghebbo e Lendinara. Sono infatti riprese stamane le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco che con un gommone stanno scandagliando il corso del fiume alla ricerca dell'ultimo arto mancante per ricomporre il corpo e di ulteriori dettagli utili alle indagini. Secondo le ricostruzioni, le parti del corpo apparterrebbero ad un uomo di mezza età di carnagione chiara. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto gli esami per conoscere l'identità della vittima. Stando alle indagini del medico legale, i resti umani sarebbero stati in acqua da giorni, al massimo poche settimane.
I dettagli saranno chiariti a seguito dell'esame autoptico. Intanto si esaminano denunce di scomparsa compatibili con i ritrovamenti. Continua così l'orrore nel Polesine. Nello scorso aprile erano stati infatti rinvenuti altri resti umani appartenenti ad una donna sull'argine del Po, nei pressi di Occhiobello. Il corpo era stato chiuso in un borsone nero e gettato nel fiume che la siccità ha fatto riemergere lungo le sue rive. La vittima, trovata mutilata, è ancora senza identità. Sfreccia contromano a tutta velocità per le strade del centro di Vicenza per scappare ai controlli della finanza. Viene rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Scatta l'allontanamento dalla città per 3 anni. Una folle fuga per eludere i controlli che gli è costata la revoca della patente e l'allontanamento dal capoluogo berico per 3 anni. È successo ad un uomo residente nella provincia di Vicenza alla guida di un'auto sportiva di lusso che ha sfrecciato per le vie del capoluogo compiendo prima un sorpasso azzardato e poi dandosi alla fuga con manovre pericolose nel centro cittadino, compresi alcuni tratti contromano, mettendo a rischio l'incolumità di potenziali e ignari passanti e riuscendo infine, dopo 20 minuti di inseguimento, a eludere il controllo. I finanzieri di Vicenza, sulla base della targa del veicolo e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al conducente del mezzo e a ricostruire le infrazioni commesse durante la fuga ad alta velocità. L'uomo è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada, segnalato alla procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e al prefetto di Vicenza per l'adozione del provvedimento di revoca della patente di guida. Inoltre il questore ha emesso nei confronti del conducente un foglio di via obbligatorio e un provvedimento di allontanamento dal territorio del capoluogo per la durata di 3 anni. Furioso incendio ieri sera a Fontane di Villorba, le prime fiamme intorno alle 20:30 con i vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte e la mattinata di oggi. Palazzina inagibile, oltre 50 le persone sfollate. Ci sono anche dei feriti, un anziano di 75 anni è ricoverato per una lieve intossicazione. L'incendio è scaturito proprio dal suo appartamento, così come un vigile del fuoco, mentre un altro vigile del fuoco si è sentito male per la disidratazione. Ero in casa, mi hanno avvisato che c'era un incendio e sono corso fuori. Io sto al primo piano, ma era già divampato da un po' l'incendio sull'attico in alto a destra e basta, sono uscito di corsa e dopo è successo quello che è successo. Spero di rientrare almeno per prendere 2 robe, solo per quello, almeno. Questa è la testimonianza di uno dei residenti della palazzina di via Donatori del Sangue a Fontane di Villorba, devastato dal furioso incendio di ieri sera. Le fiamme sarebbero state innescate dalla cucina di uno delle mansarde, avendo facinesca nell'arredamento completamente in legno. In poco tempo il fuoco ha attaccato anche il tetto ventilato, propagandosi a tutta la copertura del fabbricato. Mi sono fermato perché ne ho uno di proprietà lì sotto e sono l'assicuratore dello stabile. Là sopra c'erano a questo punto gli attici con il tetto ventilato e quello probabilmente ha contribuito al fatto che sia stato molto difficile fermare l'incendio. Situazione difficile per i vigili del fuoco, subito intervenuti con 2 autoscale da Treviso e Venezia, oltre alle autobotti che hanno dovuto ricaricare più volte dalla vicina Piavesella. Difficile e pericolosa quando parte del tetto è crollato. Tra i leggeri intossicati anche un pompiere prontamente soccorso dall'unità del SUEM presente con un'ambulanza. Una lotta con le fiamme che è andata avanti fino a tarda notte, mentre all'esterno i residenti non potevano far altro che assistere alla devastazione delle proprie abitazioni. Nella fuga precipitosa c'è chi è riuscito a portare via anche il proprio cane e il gatto, mentre i pompieri hanno cercato di salvare gli altri animali da compagnia rimasti all'interno delle abitazioni. Oltre una 50 le persone che non hanno potuto e che non potranno tornare nella propria abitazione. Per loro pronto l'intervento del sindaco che, informato dell'incendio, ha immediatamente lasciato la giunta per recarsi sul posto. La situazione è che stanno domanando l'incendio, hanno evacuato sia il condominio interessato e anche quello a fianco. Ci sono stati 2 intossicati, lievi intossicati, e stiamo attendendo disposizioni dei vigili del fuoco. Io mi sono già mosso e ho trovato l'alloggio. Quanta gente dormirà fuori stanotte? Stiamo parlando intorno alle 10 unità. 10 unità. C'è chi andrà da parenti e chi andrà appunto in hotel dove abbiamo trovato le camere. Tutta la palazzina risulta inagibile?
Dobbiamo attendere quello che dice il caposquadra dei Vigili del Fuoco, perché sembrerebbe di sì. Vediamo se riescono a salvare il piano terra. Difficile al momento la conta dei danni, che tra appartamenti devastati dalle fiamme o allagati dall'acqua comunque risultano essere ingenti. Solo nelle prossime ore i tecnici stabiliranno se la struttura sia stata compromessa in tutto o in parte dal rogo. Ed ora il dramma della piccola Maria, la bimba ucraina morta annegata nel lago di Revine. Mentre la procura continua con gli accertamenti, si sta muovendo il consolato. L'obiettivo è permettere al padre della piccola, che sta combattendo nell'est del paese in guerra, di raggiungere la moglie. Un dramma nel dramma, dice il console onorario per il nord-est, Marco Toson. È una disgrazia che è avvenuta e noi stiamo cercando di aiutare in tutte le maniere la famiglia, per anche il papà che dovrebbe arrivare nel territorio italiano a breve, per cercare di vedere la famiglia, vedere la mamma che è disperata. Quindi in tutte le maniere stiamo cercando nella disperazione aiutare questa famiglia. C'è la disperazione di una mamma e di una nonna chiuse nel loro dolore al collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, e c'è l'angoscia di un padre rimasto in Ucraina a combattere nella zona orientale, quella più bersagliata dai russi. Il consolato onorario ucraino per le Tre Venezie si è attivato immediatamente dopo la tragedia costata la vita alla piccola Maria Markovetska, la bimba di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio a Revine Lago, dove si trovava in gita con il Grest. Portare in Italia il padre di Maria non sarà un'impresa facile. È impegnato al fronte e nella difficoltà della situazione stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere il suo arrivo e la sua uscita dal territorio ucraino, anche perché i maschi e gli adulti sono limitati nei loro movimenti e nel loro poter uscire dal territorio ucraino. Intanto i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto stanno procedendo con tutti gli approfondimenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica, che al momento ipotizza i reati di omicidio colposo e omessa vigilanza. Nessun nome sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti si stanno muovendo con la massima riservatezza e cautela. Bisogna ricostruire gli ultimi minuti di vita della bambina. Il dramma personale di una famiglia e il dramma di un intero popolo. Il console ricorda l'opera della fondazione Hope Ukraine. Noi abbiamo attivato una fondazione che è stata creata per l'emergenza ucraina, che si chiama Hope Ukraine, per cercare di creare una raccolta e un supporto, insomma, a livello della famiglia, per dare un po' di speranza, un po' di aiuto. Al meglio si sta cercando di fare quello che è possibile per cercare di alleviare la disgrazia. E torniamo a parlare del West Nile. Dopo il terzo decesso a Padova si contano ancora nuovi casi. Secondo l'Istituto Zooprofilattico, in Veneto circolano 2 ceppi del virus. Continuano a crescere i casi di infezione da West Nile nella provincia di Padova. Dopo il terzo decesso registrato nelle scorse ore all'ospedale di Schiavonia, un uomo di 88 anni, e 4 casi ricoverati in azienda ospedaliera a Padova, l'USL 6 segnala altri 2 nuovi casi, una 22enne ricoverata in neurologia all'ospedale di Cittadella e una 66enne ricoverata invece in terapia intensiva a Piove di Sacco. La situazione West Nile è coerente con l'alta prevalenza di zanzare infette, e quindi purtroppo continuiamo a vedere che si aggiungono nuovi casi. Siccome siamo in questa situazione, ricordo che il primo scudo sono i repellenti che, utilizzati in modo appropriato, difendono non solo dalla zanzara notturna ma anche da quella diurna, cioè la zanzara tigre, e anche dei capataci. L'Istituto Zooprofilattico di Legnaro sta monitorando il virus e conferma che in Veneto stanno circolando 2 ceppi di West Nile. Uno di questi è ricomparso dopo 8 anni. Rispetto al 2021, quando la circolazione del West Nile virus in Veneto veniva evidenziata dalla metà di luglio con un picco ad agosto, quest'anno la trasmissione stagionale è iniziata molto prima, già a giugno, probabilmente favorita dalle alte temperature dei mesi primaverili. Il West Nile virus è una malattia infettiva di origine virale non contagiosa trasmessa dalle zanzare, e per questo è importante evitare i ristagni di acqua nelle abitazioni e nei terreni.
In totale i casi di West Nile nella nostra provincia sono 34, di cui 19 sono encefaliti con forme neuroinvasive, le altre invece sono forme febbrili o asintomatiche. Rimane sempre molto importante la cura dell'habitat in cui si abita, quindi lo sfruttamento dell'acqua stagnante, il controllo delle caditoie, mettendo i prodotti appropriati. E ricordiamo che avevamo già fatto un'indicazione con i comuni della provincia per intensificare la lotta larvicida e in alcuni casi, soprattutto in occasione delle iniziative serali, il trattamento anche contro gli adulticidi durante la notte precedente l'avvio delle attività. Aveva nascosto 1 milione di euro nella fotocopiatrice poi buttata al macero. Caccia l'identità del pensionato dell'Alto Vicentino, vittima della dimenticanza che gli ha fatto perdere i risparmi. I risparmi di una vita finiti al macero, 1 milione di euro in frantumi. Questa spanne la somma che il pensionato dell'Alto Vicentino avrebbe nascosto all'interno di una macchina fotocopiatrice, conferendola poi all'Ecocentro di Chiampo perché venisse smaltita allo stabilimento di Romano De Zelino. Peccato non si fosse ricordato che all'interno del vano della carta aveva nascosto i risparmi di una vita. Nulla si è potuto fare per salvare il denaro. La fotocopiatrice è finita nel tritatutto ed è stato impossibile recuperare le banconote. Resta però avvolta nel giallo l'identità della vittima della dimenticanza, che si è rivolta in comune. Il fatto che ha coinvolto il cittadino di Chiampo, un fatto forse anche particolarmente bizzarro, nel quale il cittadino di fatto ha portato presso l'Ecocentro comunale una stampante. Poi appunto ha ricordato, secondo la sua ricostruzione, di aver lasciato nella stampante dei documenti importanti e quindi si è rivolto presso il nostro comune appunto per chiederci se riuscivamo a recuperare la stampante prima che la stampante venisse trattata e portata al macero. E i nostri uffici hanno cercato appunto di contattare l'Ecocentro, ma la stampante era già stata portata presso lo smaltitore, abbiamo sentito lo smaltitore ma era già andata in trattamento, quindi di fatto lì si è chiusa la vicenda per quanto attiene al nostro comune, salvo poi scoprire in questi giorni appunto il fatto che dentro quella stampante vi sarebbe stata un'ingente quantità di soldi. Ed ora la pagina politica in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Le segreterie di partito sono in pressing su sindaci e amministratori del territorio per predisporre le liste. Contattato, ma non dice da chi, anche il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Qualche sirena c'è stata, però i sindaci tornano sempre fuori nel momento in cui c'è bisogno di portare il consenso, ma del resto se ci pensiamo la politica a livello più alto, quanto distante poi è anche dai cittadini. Mattia Perencin, sindaco 36enne di Fara di Soligo, le chiama sirene, confermando di fatto di essere stato contattato per la formazione delle liste. Non dice da chi, anche se il suo ambito è quello del centrodestra. Perencin, come tanti amministratori, non ha tessere di partito, ma un'area di riferimento. Chi un partito ce l'ha è Deborah Varaschin, assessora a Montebelluna e papabile per Forza Italia. Lei minimizza, ma anche in questo caso è una conferma. I nomi si fanno, ma insomma bisogna anche essere realisti. Credo che i rappresentanti delle amministrazioni siano quelli che, lavorando nel territorio, più conoscono le dinamiche dello stesso territorio, le problematiche, e che probabilmente possono dare di più o contribuire di più allo stesso territorio una volta eletti a Roma. E dalla giunta di Montebelluna potrebbe arrivare anche un altro nome di peso, quello di Claudio Borgia, ben quotato in Fratelli d'Italia. Sul fronte Dem il nome che circola con insistenza è quello di Laura Puppato, che di Montebelluna è stata sindaco per 2 mandati. Di certo tutti i partiti in questa fase stanno guardando ai territori. I tempi sono stretti, ma siamo già al lavoro, sia per far partire la nostra macchina organizzativa e dei volontari che lavoreranno durante questa campagna elettorale anche nel mese di agosto e settembre, sia per scegliere, come lei ha ricordato, le candidature. Però, insomma, la cosa principale in questo momento è parlare dei nostri programmi. E sui territori si stanno mobilitando anche le forze del patto repubblicano Azione e Più Europa. L'obiettivo è coinvolgere la società civile a supporto della cosiddetta agenda Draghi.
A Verona abbiamo visto come i sindaci civici e le liste civiche siano state grandi serbatoi di voti, però è anche importante che la politica alzi la testa, e noi un po' l'abbiamo messa anche alta l'asta, nel senso che insieme ad Azione e Calenda abbiamo proposto non solo l'agenda Draghi, ma noi riproponiamo il nome di Mario Draghi come futuro premier. Padova Urbs Picta, cresce il flusso di turisti in questi mesi e le proiezioni future sono interessanti. Cresce il turismo nella città di Padova. In questi mesi l'aumento è motivato anche dalla forte attrattiva che si è generata con Urbs Picta, il ciclo affrescato trecentesco oggetto di una campagna di promozione nazionale divenuto nel 2021 patrimonio UNESCO. Se Padova è la capitale mondiale UNESCO, vuol dire che nessun'altra città al mondo può vantare un ciclo pittorico del Trecento come quello padovano. Direi che questo ha creato un appeal a livello nazionale, internazionale, e i dati lo confermano. Noi abbiamo gli stessi arrivi e le stesse presenze del pre-Covid. Stiamo superando le presenze che erano 1.675.000 nel 2019. È sufficiente poi andare agli Eremitani, alla Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, hanno raggiunto livelli pre-Covid. Addirittura io credo che il Palazzo della Ragione raggiungerà i 150.000 visitatori, la Cappella arriverà a 330-325.000. Come dire, sono indicatori importanti che ci fanno capire, ed è sufficiente girare nelle piazze di Padova, che Padova è sempre più percepita come una grande città d'arte europea, una auspicabile e desiderata meta di destinazione turistica. Gli albergatori sostengono che sta cambiando il pubblico degli alberghi, che ora si rivolge più a quello turistico. La domanda e l'offerta stanno decisamente cambiando e l'amministrazione non vuole trovarsi impreparata. Quello che l'amministrazione può fare è creare le condizioni di promo-commercializzazione. Abbiamo realizzato un portale di sostegno che si chiama turismopadova.it e all'interno del portale è possibile acquistare online la card Padova Urbs Picta Card, il biglietto unico, sia per i padovani, sia per gli italiani tutti, sia per gli stranieri, con una cifra modesta, modica, siamo vicini ai 30 euro, si può comprare il biglietto che permette di visitare tutti gli 8 siti. Direi che insomma ci sono tutte le condizioni, come dicevo prima, perché quest'anno venga superato il 2019 e entro un paio d'anni Padova supererà i 2 milioni di presenze. È tutto per il TG Veneto. In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivederci. Il meteo. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Dopo il passaggio perturbato, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Sarà un weekend tra sole e locale instabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 30 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori addensamenti in montagna con occasionali rovesci temporaleschi, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e dalle ore pomeridiane non si escludono locali rovesci sui rilievi, in serata a tempo più stabile con maggiori schiarite. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 27-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui temporanei annuvolamenti al primo mattino, poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.